Tolmezzo News a Montalcino per Benvenuto Brunello. Una sorpresa, abbiamo con noi Riccardo Illy, non solo caffè ovviamente. Riccardo Illy che è presente a Montalcino dal 2008 con Mastroianni, produce Brunello, produce il rosso e ci ha proposto una piacevole rivoluzione copernicana nell'assaggio, cioè ci ha fatto assaggiare prima il Brunello e poi il rosso di Montalcino, che è una via anche per riuscire a capire la peculiarità delle annate che si vanno a scoprire oggi. Ecco, perché si parte, ci ha proposto questa inversione nell'assaggio partendo dal Brunello? Perché il 2005 è stata un'annata a 4 stelle, non a 5, quindi un'annata buona ma non eccellente. Così anche il 2008, ma per noi che abbiamo nel 2008 rischiato un po' ritardando la vendemmia, fu veramente un'annata straordinaria. Quindi il Brunello 2005 ha una concentrazione di aromi e di gusti che in realtà è inferiore al rosso del 2008, che ha degli aromi veramente prorompenti. Per questo, rompendo un po' gli schemi, suggerisco di assaggiare prima il Brunello per coglierne l'eleganza, l'acidità, la finezza di gusto e di aromi, per poi passare al rosso del 2008 che è veramente l'espressione della potenza aromatica. Ecco, un passo indietro, chiediamo a Illy come è nata, come ha messo piede in questo angolo della Toscana fino a diventare poi produttore. Avevamo già la passione per i vini e delle radici contadine, nel senso che il nonno Francesco, che fondò la Illy Caffè, era anche agricoltore e mio fratello, sempre Francesco, era venuto a Montalcino 10 anni prima, acquisendo un terreno e cominciando da zero una produzione vitivinicola. Guarda caso proprio confinante con l'azienda Mastroianni, di cui apprezzava i vini già da alcuni decenni perché li trovava in Svizzera. Francesco è cittadino svizzero. E da qui, quando l'avvocato morì e i figli decisero di vendere l'azienda, il passo è stato breve nel decidere di acquistarla e quindi eccoci in un mondo che amiamo, quello dei vini, ritornati agricoltori a produrre il vino con Mastroianni a Montalcino. Benissimo, ringraziamo Illy e per Tolmezzo News è tutto.